Le polizie ci dicono. Noi abbiamo fatto una passeggiata, sì, e abbiamo raccolto un mucchio di noci. Veramente io le ho trovate e Roy le ha trasportate. Non importa chi le ha trovate, io le mie le mangio in un boccone. Ai, che male al pancino, ho mangiato troppe noci. Abbiamo fatto indigestione. Ma se ne hai mangiato una? Era una intera. Per fortuna sto preparando una bella zuppa che la dici digestiva. Ma Nikos, non è il caso. Oh, non dovete ringraziarmi. Vediamo, ecco ci vuole un po' di menta piperita. Vedete che effetto miracoloso per la mano. Davvero, non c'è bisogno. Mandragola e radice di liquirizia. Che deve fare così? Io non riesco neanche ad alzarmi. Giochiamo da seduti. Potremmo giocare a chi racconta la bugia più grossa. Io, ad esempio, una volta mi sono addormentato in primavera e risvegliato in autunno. Tocca a te, Ron. Durante l'ultima pioggia mi sono arrugginito tutto e ho dovuto farmi la doccia con l'olio lubrificante. Io invece non sono grasso, nascondo un cuscino sotto la pancia. Questa mi sembra la migliore di tutte. Tieni, non ti sei proprio meritato il primo sorso della zuppa. E poi... Buonissimo, questa sì che è la bugia più grande. Allora, Toro, sai dov'è il tuo compare? Molto male! È mezz'ora che aspetto il casco per utilizzare questo turbo siluro, la mia ultima fantastica e meravigliosa invenzione! Finalmente! Anche... dai fuoco alla bicia! Forte presto! Non vedo l'ora di spacciare sotto il brutto muso del T-Rex! Vai, bestione! Sono libera! Io ancora canne scatola. Aiuto! Che cosa dire, non voglio Come ci vuoi tenere da prima? Addio batteria, non rivederci! Ehi, ma che cosa è successo? Sasso, ma come sei finita qua? Sono un sasso io. Tu cosa hai fatto alla mia macchina? Senti, questo macinino potrei smontarlo con una mano sola. Tu sei un profetto meccanico? In più, io sono uno scienziato super geniale. Scienziato, mi chiamo Fontrote e voglio mostrarti la mia fabbrica. Ecco che prima montaggio e costruzione giocato. Aspetta. Ho invitato questi popolotti per insegnare bambini la giusta educazione. Sono pienamente d'accordo. Però non riesco a capire perché non piacciono i bambini di fuori. Te lo dico io, Fontrote. Sono veramente brutti, non mi vorrà nessuno. Dici davvero? Sicuro! E cosa posso fare per risolvere il problema? Servono nuove idee, se vuoi posso aiutarti a trovarle. Però devi darmi il 50%. L'affare fatto! Vado subito in ufficio a preparare il contratto. Vai pure, povero ingenuo. Una volta preso possesso della fabbrica, produrrò giocattoli solo con la mia faccia e spazzano via tutti gli altri giochi del mondo, così sarà mio. Cuccioli miei, questa volta vi aspetta una delicata missione. Taurus vuole costruire strani giocattoli con la sua immagine e rischia di rovinare i sogni dei bambini di tutto il mondo. Mi raccomando, dovete fermarlo. Certo, ci penseremo noi. Eccomi! Ecco il maestro, ho trovato una strana bolla di vetro che avete chiesto. Che cos'è? Una valvola è usata in certi tipi di radio. Cosa sono le radio? Oggetti del futuro con cui puoi sentire la musica. Nell'epoca che visiterete, gli inventori hanno cambiato il mondo. Dovete impedire che Taurus diventi uno di loro. Lo faremo, maestro, stia certo. Bene, ora andate, il meteorite vi aspetta. Che bel concetto, ci si può anche specchiare. Oh! Hai ragione, Nicus, ma fa attenzione che rimanga intero. Già.
Otto, e voi chi siete? Non siete di qua, vero? No, noi siamo saurini, cuccioli di dinosauri. Siamo qui perché abbiamo una missione. Wow, una missione? Quale? Dobbiamo trovare assolutamente uno scienziato cattivo. Davvero? Fritz Lang, il mio padrone, è un inventore, mi sarà utile. Aspettate. Di qua. Grazie. Questo è il laboratorio di Fritz Lang. Seguitemi. Ecco, amici, io dormo qui. Non è un granché, ma possiamo permetterci l'altro. Le invenzioni del mio padrone non hanno molto successo, purtroppo. Sa, e questi due oggetti a che servono? A parlarsi a distanza mentre ci si sposta, li ha chiamati telefoni portatili. Otto, che succede se giro queste? Non so a che serve quello. Bello è molto bello. Questi abiti si sono ristretti, la formula del detersivo è sbagliata, quindi credo che andranno benissimo per voi. Allora, Perfetti, grazie, Otto. Devo fare questo prima che se la prendi. Prima quel grande momento mi sacrificherò nel nome della scienza. Il mio gas esilerante sarà un grande successo. Finalmente ho trovato la formula giusta delle risate per tutti. No, fermo! Ti prego, fermati! Mesi di lavoro andati in fumo. Un giocattolo come quel falco meccanico può uscire solo dalla fabbrica di Fontaine, ma stavolta non passerà. cosa succede? Fritz Lang crede che la sua idea sia stata rubata da Von Trauten, il padrone della fabbrica di giocattoli presso cui lavorava prima. Fabbrica di giocattoli. È sicuramente lì che si trova Daus. Dobbiamo trovarla, puoi aiutarci? È lontano, ma posso accompagnarti. Grazie, amico. Allora, sono proprio curioso di vedere la tua geniale idea. Allora, questi sono i vaccini. Esemplare. Un pupazzo. Non si dice pupazzo, guarda meglio il gas esilarante, un buon oggetto irresistibile che staccherà tutti. Grazie al mio falco meccanico troverò altre brillanti idee per la mia fabbrica di giocattoli. E questo mezzo di trasporto è divertente. Si chiama tram. Venite, dobbiamo scendere. La fabbrica è lì. Che posto interessante. Ah. Ma che succede? Presto, nascondiamoci. Ma guarda un po' chi è venuto a trovarmi. È ora di testare il nuovo comandante a distanza. Fitta di questa festa e questa volta non intralcerete i miei piani, siete il mio potere. Urca, non ce la faccio. Fermo la macchina immediatamente. Troppo tardi, ormai la formula è mia. Non siete mai proprio a toccare la testa.
fatto, Taurus? Lasciami un passo di ferraia! Ti ho costruita io! Che ti è successo? Non è poi un modello così tecnologico. È stato facile modificarlo. Questa me la riprendo io. Ma pensa, È ora di rispedire Taurus nel Giurassico. Sono ancora qui! Chissà dove sono quei due scazzafatiche! Non è Ritorna sopra Fritzlang! Io l'ho realizzata e quindi mi appartiene! Non potrai più realizzare niente adesso. La tua catena di montaggio è rotta. No! Sono rovinato! Aiutami, tu sai come c'è stata! Va bene, ma in cambio voglio tornare a lavorare qui, alle mie condizioni. Certo! Fritzlang, grazie! Amici, non ce l'avrei fatta senza di E voi! noi abbiamo portato a termine la nostra missione. Ora che cosa farete? Torneremo a casa! Guardate, cuccioli, Fritzlang ha realizzato per i bambini dei giocattoli speciali. Ma quelli siamo noi. Sì, siamo venuti proprio bene. Vi conosco, siete bellissimi, merito dei modelli. Grazie, Nico.